Il 30 marzo ci eravamo dati appuntamento qui all'Ateneo che entro il mese di marzo ci si sarebbe ritrovati per presentare i progetti e i territori. Siete stati di parola. Assolutamente sì, ma possiamo già dire qui anche al Presidente dell'Ateneo che noi saremo di nuovo qui nel senso di questo prestigioso luogo e soprattutto con l'intendimento di aprirci alla città i primi giorni di giugno, avendo deciso per step, come si direbbe in inglese, di fare un'operazione di trasparenza, di mettere insieme idee e persone per questo percorso di cultura e cultura. Quindi parlare con i protagonisti che sono i territori, chi ha presentato i progetti, la città, le città, l'area metropolitana vasta. Noi ringraziamo per l'occasione e la riteniamo un'occasione fondante. Il nostro percorso non può che essere un percorso reale. Per essere reale deve coinvolgere, sta coinvolgendo territori, energie, capacità, idee, dobbiamo spiegarle e dobbiamo mettere insieme tutto questo patrimonio di sforzi personali e istituzionali, economici, perché tornino nel senso della chiarezza e del coinvolgimento sui territori e con i protagonisti, realizzino questo ISPO reale di esperienza, di vita, di gusto, di cultura e cultura. È un Expo diverso quello di Venezia, se andiamo a ritroso e guardiamo gli Expo anche dei secoli scorsi, li vediamo diversi. Venezia perché si presenti così all'Expo 2015? Perché ha voluto dare un'interpretazione moderna del termine Expo, che vuol dire fiera, vuol dire esposizione. Moderna nel senso che abbiamo deciso che non dobbiamo infrastrutturare, non abbiamo un luogo da dedicare, abbiamo da dedicare all'esposizione di noi stessi le cose migliori di noi, i nostri territori, la nostra cultura, le opere d'arte, l'enogastronomia, la laguna, l'acqua, i fiumi, le terre di bonifica, le ville venete, un patrimonio di storia, un patrimonio di presenza umana che dimostra che cosa ha fatto l'uomo rispetto a questa natura. E se il tema è nutrire il pianeta, energia per la vita, il tema dell'acqua, l'issue acqua, può permettere, attraverso tanti progetti, di fare quello che fa l'acqua, va dappertutto. È collegamento, è un collegamento storico, è un collegamento per il futuro.